Il nostro progetto definitivo della diga di soprafflutto è adeguato e idoneo per resistere ad una mareggiata della forza di quella dello scorso 29 ottobre. Per questo siamo disposti a sostenere l'ulteriore onere di tutti gli interventi necessari per la completa ricostruzione e messa in sicurezza della diga di soprafflutto e della relativa scogliera di protezione. È il testo della lettera depositata negli uffici del Comune da parte della Santa Benessere Social. La società ribadisce così la sua intenzione a restare in gioco nel percorso di riqualificazione dell'area portuale, stoppato dagli effetti della mareggiata, riservandosi di tutelare i propri interessi in ogni sede opportuna in caso di provvedimenti che riterrà illegittimi e lesivi dei propri interessi. Quella pubblica per l'amministrazione resta tuttavia la via più veloce e spedita per ripristinare le condizioni di sicurezza del porto. La proposta del privato che è arrivata ovviamente verrà valutata. Il problema è che il procedimento di concessione con la legge Burlando si articola in varie fasi. Una fase istruttoria di competenza dell'ufficio tecnico e una fase di approvazione della conferenza dei servizi e del Consiglio Comunale, il che necessita di tempi eccessivamente lunghi che sarebbe stato possibile percorrere in una situazione di normalità, ma che risultano incompatibili invece con l'urgenza della messa in sicurezza del porto di Santa Margherita, a cui si può dare una risposta tempestiva soltanto con la speditezza delle procedure emergenziali pubbliche. A questo proposito partiranno fra poco i primi interventi sulla diga. Partono tra pochi giorni gli interventi del provveditorato alle opere pubbliche, 600.000 euro è il primo stralcio, dopodiché, avendo avuto oramai contezza del decreto regionale che attribuisce al Comune di Santa Margherita Ligure 2 milioni e mezzo di euro, sarà al Comune a effettuare il secondo stralcio non appena le procedure le consentiranno e i soldi saranno arrivati. Come potrà essere valutata da parte dell'amministrazione l'interesse comunque manifestato dal privato attraverso questa lettera depositata? Verificheremo i termini concreti della proposta sia come uffici che come parte politica amministrativa. Certo è che il Consiglio Comunale di Santa Margherita si è già espresso chiaramente nella sua posizione qualche tempo addietro e che prossimamente si terranno le commissioni consigliari che potranno affrontare più dettagliatamente il tema.